Noi siamo principalmente un popolo di pescatori. Quindi noi abbiamo la necessità di avere una maggiore liberalizzazione delle quote ed avere un maggiore contributo nei confronti delle attività dei pescatori. Deve essere messo in stretto rapporto il pescatore, cioè colui il quale alla fine prende il prodotto, con chi lo acquista, lo vende, lo lavora e lo trasforma. Se riusciamo a fare filiera, da chi prende il pesce a chi lo consuma e quindi nei vari passaggi riuscire ad avere un aumento di valore del pescato, significherà dare la possibilità ai pescatori, che sono quelli che soffrono più di tutti, di avere un maggiore reddito e quindi una crescita della loro attività lavorativa. Il problema vero dei pescatori, quindi di questo settore, è che non c'è un prezzo adatto al loro prodotto. Finché riescono a venderlo alle ristorazioni o a mondi, diciamo, di nicchia, allora ci siamo. Però tutto quello che non può essere consumato nei ristoranti o in determinati settori e deve essere esportato, lì il prezzo è veramente minimo, tant'è che non appena è aumentato il costo del gasolio, quindi il costo del carburante, loro già sono andati in crisi. Questa è la cosa importante. Valorizzare un settore significa dargli la possibilità di essere autonomi nel guadagno. Per fare questo ovviamente bisogna anche dare delle garanzie nei sistemi portuali, quindi metterli in condizione di avere delle attrezzature di riparo idonee, riuscire a finanziare attrezzature di pesca e quindi sicurezza dal punto di vista lavorativo, una serie di attività e soprattutto, questo non dimentichiamoci, la possibilità anche di diversificare. Cioè, se loro devono rispettare dei mesi in cui non vanno a pescare, giusto? Loro in quel periodo possono diversificare e vedere cosa possiamo fare affinché sfruttano la loro imbarcazione, la loro attività per attività diverse che sono quelle della pesca. Per esempio, un pescaturismo, faccio un esempio, il pescaturismo ha consentito a molti pescatori, un mese o 2 mesi l'anno, di avere un buon reddito e non andare a pescare ogni giorno. Questo che fa? Consente a loro di avere una gestione economica di sicurezza e nel frattempo alle specie di potersi riprodurre in maggiore quantità.